il Boggiolera c'è in pieno, abbiamo un sacco di gente che fa parte della storia del Boggiolera, ancora in servizio, non in servizio, del presente, del passato, quindi il preside Torrisi ci ha riuniti come sempre, ci ha riuniti tutti, di tutte le età e di tutte le epoche. Era un mio desiderio grandissimo questo di non solo intitolargli quest'aula magna che lui ha tanto voluto, ha tanto desiderato, ha studiato nei minimi particolari, perché quando faceva qualcosa la faceva con tutto il cuore, con tutta l'anima, quindi non faceva il lavoro che può fare qualsiasi preside o dirigente scolastico che dir si voglia, lui amava farsi chiamare preside, che poi è quello che adoriamo tutti quelli che facciamo questo lavoro, perché il preside ha un ruolo importante, perché vuol dire che è l'educatore, colui che guida i fili della scuola, più del dirigente scolastico che invece si dirige, un burocrate, ma sembra a volte che si perda quell'elemento importante del livello didattico, educativo, che è quello che interessa a noi che siamo docenti prima di tutto. E questo lui non se l'era mai dimenticato. Lui era per i ragazzi, stava con i ragazzi, parlava con i ragazzi, partecipava a qualsiasi attività, da quella che poteva essere l'occupazione studentesca, abbastanza di moda in quegli anni, più che in questi anni. Quindi ci aveva combattuto parecchio, tanto, qualsiasi occasione, dall'occupazione, come vi dicevo, abbastanza di moda nella sua epoca, più difficile il lavoro allora perché molto più in voga rispetto ad ora, fino ai momenti di aggregazione, fino ai momenti, ogni scrutinio veniva presieduto da lui in ogni minimo particolare, passava giornate intere chiuso qua dentro fino all'ultimo e parlando di ogni alunno, non c'era un alunno della classe che non veniva trattato, guardato, valutato, aiutato in particolar modo, perché l'aiuto era uno degli elementi più importanti. Per me è stato il mio preside, perché è stato il mio preside per tantissimi anni. Io sono rimasta qui dal 2001 al 2013 e sono entrata di ruolo con lui, ho fatto l'anno di prova con lui, quindi è stato proprio il mio preside. Cogliere l'occasione oggi di ringraziare tutti coloro che in questi mesi ci hanno inondato di affetto. Desidero esprimere a lei, Preside, alla professoressa Pampalato, le mie più sincere, la nostra più grande, sincera e sentita gratitudine.